Il Veneto dell'allevamento fa squadra, 2.800 stalle, di cui 1.200 sotto il cappello dell'ARAV, Associazione Regionale Allevatori Veneto, che ha il controllo funzionale del 70% delle vacche venete. Ne fanno parte grandi e piccole cooperative che producono dai 3.750 quintali di latte al giorno ai 1.000, di quella più piccola, raccogliendo il latte dalla montagna alla pianura. Cooperative da 400 soci ai 72, capaci di esportare all'estero, ma soprattutto di creare prodotti DOP. Noi abbiamo puntato tantissimo sulla qualità, abbiamo, fra virgolette, se mi passa il termine, ammaestrato gli allevatori a produrre non latte, a produrre grana padano, il che produciamo un latte di altissima qualità per avere un'eccellenza di prodotto. Noi il latte lo raccogliamo in provincia, lo lavoriamo in provincia ed è solo latte locale, quindi quando si acquista un prodotto di latte di Vicentine si deve avere la consapevolezza che si aiuta un pezzo anche del proprio territorio. Un mondo, quello dell'allevamento, che vede in questi anni una tendenza preoccupante. Le piccole stalle sotto i 100 capi stanno scomparendo, mentre al loro posto, per sostenere costi e affrontare i mercati, si sviluppano quelle oltre i 500 capi. Il rischio è la scomparsa di realtà importanti sul territorio, con conseguente danno ambientale. A farsi carico di queste situazioni sono i soci della pianura, che vanno a raccogliere il latte anche quando sono pochi litri. Latte oggi pagato 40 centesimi al litro, da qui la provocazione. Proponendo, io dico, un prezzo minimo di 60 centesimi al litro per le aziende che lavorano in zone collinari o montane. Latte e formaggio, grana padano piuttosto che l'asiago e il montasio, che diventano protagonisti di Passione Veneta dal 2 al 3 marzo al Foro Boario di Vicenza, seconda edizione di un evento che non vuole essere solo culinario. L'obiettivo è quello di confrontarci sempre di più col consumatore. Passione Veneta dovrebbe diventare un brand per tutte, non solo per le 3 cooperative maggiori, ma tutte le altre cooperative.